Allora, Sergio Frau, giornalista di Repubblica, nonché ispiratore già di nostre antiche indagini qui in Sardegna. Avevamo un'ipotesi, adesso la vagliamo alla luce di nuovi dati che tu ci porterai, che tutto quello che abbiamo detto a proposito di Atlante, dell'isola di Atlante, possa essere invece ripetuto sotto quest'altra luce, e cioè che l'isola sia addirittura la Sardegna. Questa è la cosa che andiamo indagando ancora oggi alla luce di nuovi dati. Ma prima di tutto, perché ci hai mandato a Malta? Perché in realtà io ci sono andato spinto un po' dai tuoi libri, dai tuoi studi. Le primissime colonne d'Ercole erano lì, a fare da cortina di ferro tra mondo greco e mondo fenicio puro. Non erano fisicamente esistenti, o sì? Ma non lo so, insomma, come gli occhi di Santa Lucia, insomma, era senz'altro uno spauracchio per il mondo navale greco. Non doveva andare a occidente di quella linea? O almeno quella linea indicava una che è ancora oggi la zona più assassina del Mediterraneo. Quindi se spauracchio doveva essere, è più facile che fosse nella zona più pericolosa del nostro mare piuttosto che a Gibilterra, dove i greci non arrivavano neanche. Quindi è lo spostamento delle colonne d'Ercole il punto cruciale della tua analisi, ma invece spostate più a oriente, almeno in un primo tempo. Sì, io parlo appunto delle prime colonne d'Ercole che limitavano un periodo ben preciso, tra il V secolo e le grandi rivoluzioni geografiche di Alessandria. Però adesso dobbiamo cercare di spiegare perché siamo in questa parte della Sardegna e che cosa andiamo a cercare qui. Guardiamoci questa cosa che abbiamo realizzato sempre su tua indicazione, peraltro qui nella zona di Oppiano, e da quello poi cominciamo a dibattere ancora sui nuovi dati relativi all'isola di Atlante. Se vogliamo effettuare una nuova verifica approfondita sul campo, sull'ipotesi che l'isola di Atlante sia stata davvero la Sardegna, dobbiamo ripartire da un nuraghe, da dentro un nuraghe come questo. Ecco, qui ci rendiamo perfettamente conto di come le costruzioni di più di 1800 anni prima di Cristo, qualcuno dice che queste costruzioni siano ancora più antiche, una datazione certa dei nuraghe più antichi ancora non c'è, potrebbero essere dunque ancora più antichi. Le costruzioni sono tirate su tutte alla stessa maniera, con i grandi blocchi di lava, in questo caso strappati a leggiare, che vengono affastellati e accatastati gli uni sugli altri senza l'uso di alcun legame, senza l'uso di malte. Si possono adoperare dei frammenti più piccoli per bloccarli, ma l'arrangiamento è essenzialmente statico, cioè si regge per il suo stesso peso. Ci possono essere degli ambienti come questo e possono essere i nuraghi collegati in diverse articolazioni, per esempio ci possono essere due torri, più di due torri, dei muraglioni. Ma che cosa sorvegliavano i nuraghi? Quanti ce ne sono in Sardegna? Quanto sono antichi? Potevano forse questi nuraghi, nella loro cinta esterna, soprattutto quella della Sardegna meridionale, sorvegliare un tesoro dato dalle ricchezze minerali della Sardegna stessa, soprattutto il piombo, lo zinco e l'argento? Potevano i nuraghi corrispondere a un periodo della civiltà sarda in cui i costruttori di torri, cioè i tirreni, erano più importanti di quanto abbiamo mai pensato nel Mediterraneo? Queste sono le domande a cui abbiamo cominciato a cercare di dare una risposta prima che l'UNESCO riportasse al centro dell'attenzione culturale il problema dell'isola di Atlante in Sardegna. Sergio, allora, quali sono le caratteristiche che dovrebbe avere l'isola di Atlante? Doveva avere appunto le torri, abbiamo detto, essere abitata dai costruttori di torri, doveva avere anche la possibilità di un clima eccezionalmente mite, con una grande foresta sparsa dappertutto, con grande disponibilità di acqua e 3 raccolti all'anno. La cosa interessante, un altro requisito, erano i metalli. Doveva essere l'isola delle vene d'argento. Argyroflex è proprio il nome della Sardegna. Lì è Platone, questo povero vecchio che ama la geometria, parla sempre solo dell'isola di Atlante, e lui non dice che aveva vene d'argento, ma dice che era ricchissima di metalli. La Sardegna lo è. Se lo è, l'abbiamo visto con mano. Lo sai più di altri. Stiamo adesso per tornare dunque a Oppiano, prego. Dire però che la geografia degli antichi ha fonti disparate, no? Molte di queste contraddittorie, quindi lavorare sulle fonti geografiche degli antichi è un'operazione estremamente difficile, ed è ancora più difficile verificare poi un'ipotesi fatta su queste fonti all'atto pratico, insomma. Sì, per questo che io ho sottoposto queste cose a Luciano Canfora, a Carandini, a Donadoni.
E certo che se uno non le tocca proprio queste fonti, tutte le cose rimarranno ferme così, no? Ci sono stati molti studiosi che le hanno toccate e hanno Vabbè, fatto questo torniamo, mi pare è meglio ricercare. Vediamo ancora che cosa abbiamo tirato fuori al piano e poi torniamo a discutere, dai. Quanti erano i nuraghi, dicevamo? Alcune migliaia senz'altro, se non addirittura più di 10.000. Qui soltanto nella zona di Seneghe ce ne sono altri 80, forse 90, come questo che si chiama Oppiano, tutti comunque indistintamente tirati su a secco, senza l'uso di una malta, tutti poi riutilizzati più volte e infine cessati di utilizzare a un certo punto. Che cosa è successo a quella civiltà nuragica 1200 anni prima di Cristo? Che cosa è successo nel passaggio dall'età del bronzo, quella dei nuraghi, all'età del ferro? Come mai gli uomini hanno fatto questa scelta? Per caso c'è entrata la natura con alcuni eventi sempre naturali, ma a carattere catastrofico, che possono aver colpito nel passato anche quest'isola così tranquilla da un punto di vista geologico? Queste sono le domande che ci siamo posti già tempo addietro e che oggi vogliamo riprendere in considerazione con l'aiuto degli esperti e anche con una nuova ricognizione sul campo che ci permetta di vedere se ci sono elementi nuovi che avvalorano l'ipotesi che un evento naturale a carattere catastrofico abbia interessato una parte dei nuraghi sardi, dunque la civiltà sarda abbia contribuito a spezzarla, abbia reso malsane queste terre attraverso l'invasione delle acque e la malaria e abbia costretto gli abitanti a una migrazione, anzi a più migrazioni successive e abbia indotto addirittura in questi abitanti, nei sardi, un sentimento che per gli isolani dovrebbe essere del tutto sconosciuto, cioè la paura del mare. Ecco Sergio, dunque abbiamo concluso questo primo pezzetto di indagine, adesso ci spostiamo ancora ai nuraghi che si trovano nella zona più meridionale. E sono molto contento che stia andando a vedere il Sinis, perché tu vedrai che proprio calando di livello troverai... Calando di livello, cioè verso sud, insomma? No, calando proprio di altezza verso il mare, troverai decine di nuraghe sommersi dal fango, coperti dal fango. Un requisito che moltissime torri in Sardegna, moltissime nuraghe non hanno. E questo non è magari probabile che sia dovuto all'energia eolica o all'accumulo comunque nel tempo di sabbia portata proprio dal mare magari, che è più però vicino? c'hai delle tipologie molto differenti, per esempio Barumini sotto 30 metri di fango è molto lontano dal mare, è coperto da nord dalle giare e non c'è motivo, poi a fianco magari un po' più su c'hai dei nuraghi intatti. Quindi non è la tipologia normale con cui noi troviamo dei nuraghi. Ecco, e anche la distruzione del nuraghe secondo te è avvenuta proprio in un momento solo? Cioè non è possibile che sia stato l'accumulo del tempo? Si è sempre detto che la Sardegna era la frangiflutte dell'Italia. C'era la grande diga che impediva all'Italia di subire delle cose. Su questo ci torniamo perché è il punto cruciale. Se vogliamo parlare di un'isola di Atlante, se vogliamo rifarci al racconto platonico, a un certo punto dobbiamo invocare un evento naturale che ha avuto un carattere catastrofico, in particolare uno tsunami, come abbiamo visto nell'accenno del fango ritrovato di questa discussione, un mega tsunami è possibile? Prima di arrivare però a discutere di questo direttamente sul campo, dobbiamo fare un incontro, siamo quasi arrivati.